Attualmente abbiamo ricoverato in tutti i nostri ospedali 47 persone, 27 sono appunto nelle malattie infettive, quindi nel loro reparto, e quindi nella terapia intensiva, l'unica che è rimasta, come dire, occupata da persone con positività al coronavirus, e 5 nella subintensiva. Abbiamo raggiunto picchi di 2,50 a febbraio. L'ultimo ricovero dovuto al coronavirus all'azienda ospedaliera universitaria di Padova risale a giovedì. Poi il fine settimana è filato liscio, con alcuni accessi con sintomi al pronto soccorso, ma nessun caso grave, tanto da escludere l'ospedalizzazione. Abbiamo dei segnali molto positivi per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia, grazie sicuramente anche alle misure di prevenzione che abbiamo adottato, in particolare grazie alle vaccinazioni, ma grazie anche ai comportamenti che nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, nei mesi scorsi le persone hanno attuato. È un orizzonte sereno, apparentemente, quello attuale in termini di Covid. 2 delle 3 terapie intensive patavine dedicate ai positivi già ritornate Covid-free e dunque destinate alle sale operatorie e alle altre emergenze. L'ospedale sta riprendendo mano a mano la sua normalità, è quello che ci auguravamo e che ci stiamo appunto apprestando a fare. Praticamente stiamo riprendendo tutti gli interventi programmati che erano stati bloccati, e anche così pure, dicasi, per le visite specialistiche.